Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commento Veneziano, finalmente siamo tornati su GP4 con un nuovo computer con Windows 8.1 che io non ce l'ho mai fatta, finalmente ce l'ho fatta, mi sono messo là e ho provato finché non è andata. Siamo con una mod 2015 strabiliante, una grafica pazzesca, una roba devastante. Faccio vedere un paio di giri, la trovate sempre su GP4 Forever, sezione 2015, è la prima, non potete sbagliare. E niente, questa mod è fatta benissimo, l'unica cosa sì che se avete questo gioco è supportato per 22 monoposto, quindi hanno messo le due asse, anche se in questa stagione non c'erano, hanno messo Gutierrez e Schumi, penso come tributo per il grande Michael. Vai, Gran Premio d'Australia e si parte. Ok, speriamo di non avere problemi con Fraps. Ho riscaricato anche Fraps. Vai. Vai ragazzi. Guardate. Cioè chiaramente è un po' meno fluido con Fraps, cioè senza Fraps è perfetto. No, però dai, va, per adesso va. Siamo con la McLaren di Alonso che voglio guidare il bus. Fantastic, perfect start to the year, well done. Non è difficilissimo questo gioco, È veramente duro. E siamo già all'ottavo posto comunque, poi ecco il TV Style. Ma perché non mi fanno il TV Style così anche sui giochi della Codemaster? Vaffanculo i diritti, porca troia. Poi l'intelligenza di questo gioco, l'intelligenza artificiale, vedi i piloti sbagliare, rischiare, cioè... C'è poco da fare, non poco da girarla. Non c'è paragone, fioi. Ma anche lo stile della grafica, anche se chiaramente adesso è tutta pompata, ma era meglio una volta, guarda, cioè veramente. Mi fanno girare i coglioni. Guarda la lotta tra Raikkonen e Nasr, penso. Guarda, sorpassone. No, Ericsson. Il come c'è, ragazzi. Fastest lap di Gigi. Ma guarda come lottano per il... Cioè, avete visto come lottano? È pazzesco. 5 laps. Remanang, ragazzi. In inglese puro. Nel tipico inglese come indiano. Speriamo che si senta la mia voce, ma volevo far sentire anche il rumore del motore. Poi è bello perché ti avvisa dei ritiri, c'è tutte chicche che non esistono più, fiori. Vai comandone, si spacca tutto. Mamma mia che lotta tra le due Williams, guardate che roba. Adesso c'è una bandiera gialla. Ma in un settore, nel secondo settore. Merda. Grosjean fuori per la rottura del motore per Grosjean. Cioè, avete visto ragazzi, cioè lo sapete. L'abbiamo già visto tante volte il GP4. È tutta un'altra cosa, fioi. Insomma, al quarto posto comunque le Mercedes sono un po' forti. Giro record di Gigi. E qua le prestazioni delle monoposto sono uguali alla realtà, quindi è già tanto riesco a fare questo. Difficoltà amatore, quindi la seconda. La prima è principiante, poi amatore, poi professionista e poi asso. Guarda, sto video solo per voi perché me l'avete chiesto in tantissimi, anche sotto il video di Formula 1.
Praticamente, non dico buttato via una domenica, ma quasi. Mamma mia, qua ho rischiato tanto, eh. Qua abbiamo rischiato veramente tanto. Bandiera gialla intanto ancora. Poi addirittura ci sono i commissari che spostano la macchina. Incidente per Nico Hülkenberg. In un gioco come Formula 1 non conta solo la giocabilità, che qua è al top, e anche l'intelligenza artificiale, ma contano anche queste cose qua. Tutto fa un gioco. Soprattutto un gioco come Formula 1, se no diventa piatto. F1 15 è di una piattezza, lasciatemi il termine, devastante, cioè fa spavento da quanto è piatto. Cioè, se tu sei, e più sei bravo, ma è peggio è, perché i piloti rimangono così a trenino, tintum, mai un incidente, mai un ritiro, mai niente, cioè bello. Anzi, rischi di subire te gli incidenti, perché se sei un po' più lento, come nel mio caso che non sono un pro, tutt'altro, ti vengono addosso per superarti, cioè bello. I giochi di una volta su Formula 1 erano tanto meglio. Poi anche F1 Challenge che volevo fare, ma purtroppo col fatto che laga tanto è dura, perché c'ho la mod dal 1950 al 2015. Mamma mia. Il The Crazy, i signori, il The Crazy. Beh dai, siamo terzi comunque, abbiamo solo le Mercedes davanti in realtà. Non siamo andati male, bravo Cuba. Il problema è che questo gioco qua c'è il crash dietro l'angolo, cioè può crashare da un momento all'altro. Però d'altronde non possono fare Grand Prix 5, cazzo. Compatibile con Windows 8.1. Magari, cazzo. Credo che è proprio un autobus sta monoposto, mamma mia. 8 secondi da Nicolino Rosbiff. Questo gioco va giocato al 100%, però è chiaro che al 100% ha le probabilità di avere un errore del sistema incredibile, perché è difficile far 100G, cioè far 100% con sto gioco, con sti nuovi sistemi operativi. Adesso lo testerò un po' e vediamo. Buono, buono. Una delle cose più belle è vedere le fiamme dietro una monoposto che magari ha problemi col motore. Mamma mia. Questa è la più bella mod mai vista. È forse più bella anche della 2009, quella CSM, che però basta, non mi scarico più il CSM il programma, perché ti va a sputtanare tanto, è un casino. Fastest lap di Gigi, che comunque Gigi a 1,32. Io giro un secondo più lento, quindi sta andando anche bene quando corrono delle Mercedes. Dai Alfonso. Benvenuti nella pittoresca Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco. Me lo ricorderò sempre. Formula 1 96 PlayStation 1. Ciao. Quando comincia a marzo. Quando comincia a marzo, ragazzi, inizia la voglia di F1. Ora se la Codemaster fa un altro gioco di merda, veramente mando a cagare.
10 secondi mi ha rifilato Rosbiff. Bandiera gialla. Nel rettilineo iniziale. Sainz, olio. E va a vincere Gigi Hamilton. Bravo Gigi. Noi arriviamo terzi, molto bene. Good luck. Good job, blau job. Vai. Finito. Giro d'onore. Salutiamo tutti. Ta 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 ta. E ok, ce l'abbiamo fatta. No, mamma mia. Ciao Rosbiff, come stai? Ciao Rosbiff. Era qua? Grandissimi, raga, grandissimi. Andiamo a vedere come sono fatte le altre Mercedes. Guardate la precisione, raga. Qualcosa di incredibile. Sì, i volanti, ecco, l'unica cosa forse potevano fare meglio. Questa è la Haas, vabbè. E cosa... No! Cos'è sta roba? No! Ah, non mi... Che incredibile. Raga, ho saluto il comendone veneziano. Che dire, Grand Prix 4. Il vero gioco di F1. Ciao!